Siamo con Mister Greco, il tecnico dell'Aquila. Innanzitutto le impressioni su questo torneo disputato dalla tua squadra. Devo dire che abbiamo fatto secondo me un buonissimo torneo, considerando che 5 dei nostri attaccanti, perché ero senza attaccanti oggi, anzi oggi è tutto il torneo perché purtroppo febbricitanti e l'ultimo giorno li abbiamo dovuti lasciare a casa, però devo dire che alla fine è stato un buon torneo. Per quanto riguarda la finale, partita un po' equilibrata nella prima parte, poi sono arrivati quei 2 gol della rappresentativa lucana che un po' tra virgolette vi hanno spezzato le gambe, però ovviamente per voi è stato un po' più difficile in attacco gestire la situazione. Alla fine hai schierato anche il difensore centrale come attaccante proprio perché ti mancavano le punte. Qualche spunto sulle fasce con Riccio, però ovviamente il sunto è quello. Sì, il sunto è quello, loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni che hanno creato. E il primo tempo devo dire che forse l'abbiamo anche un po' regalato. Ci starebbe un'altra componente, ma che non dico perché purtroppo è colpa dei nostri ragazzi che ancora non hanno capito che su questi campi si usano i tacchetti di ferro per stare in piedi, però quello lo mettiamo da parte. Devo dire che poi mi è piaciuta di più la reazione che hanno avuto nel secondo tempo, perché non è facile cercare di ribattere una partita 2-0. Abbiamo avuto l'occasione di fare il 2-1 subito, che purtroppo abbiamo sbagliato, e abbiamo subito il 3-0, quindi quello secondo me è stato forse il gol più importante per loro. Poi abbiamo riaperto sul 3-1, abbiamo avuto l'occasione di fare anche il 3-2. Devo dire che sono stati bravi anche loro comunque, complimenti anche alla rappresentativa. E guardando invece nel complesso questo torneo, diverse squadre professionistiche, c'era il Foggia, c'era il Benevento, un buon livello per quanto riguarda appunto la categoria giovanissimi. Sì, un buon livello, devo dire che quelle 4 squadre, non facendo torti al Vieste e al San Michele, però quelle 4 squadre devo dire che erano di buon livello, 4 squadre organizzate. E a parte tutto faccio i complimenti agli organizzatori, perché secondo me è stato un grandissimo torneo organizzato alla grande. E infine, andando a ripercorrere la stagione dell'Aquila, qual è il sunto che Mister Greco può fare? Devo dire che da come eravamo partiti continuo e continuerò fino alla fine a fare i complimenti ai ragazzi che ho avuto, perché siamo partiti le prime 5 partite, praticamente non avevamo nessuno. Quindi avevamo un mese e mezzo di ritardo rispetto agli altri. Abbiamo finito in crescendo perché le ultime 3 partite abbiamo fatto 7 punti avendo tutti i giocatori, e quindi devo dire che abbiamo finito alla grande e ci siamo messi 3 squadre sotto.